Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo quali sono gli influssi che riceviamo in questa giornata e come sfruttarli al meglio per il nostro benessere e per magari un pizzico di fortuna in più. Ma prima di andare a fondo in questa analisi per le influenze appunto e le potenzialità insite in questa giornata, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale dove appunto troverete moltissime condivisioni di tipo astrologico, esoterico, ermetico, poiché sono un ermetista, cabalistico e di magia operativa. Dunque non perdetevi queste condivisioni e la possibilità appunto di magari migliorare la vostra vita, perché no? Bene, vediamo dunque questa giornata che si apre all'insegna degli influssi di Giove, poiché giovedì 9 gennaio, faccio una fatica a dire gennaio e non dicembre, giovedì 9 gennaio abbiamo appunto gli influssi predominanti di Giove, eh, Fortuna Maior, dunque oggi tutto è possibile, no? Volendo e credendolo. Sicuramente ci predispone a delle buone occasioni e anche a scegliere possibilmente di studiare, di approfondire tematiche di tipo spirituale, filosofico o addirittura la medicina, il diritto, sono tutti ambiti che appartengono a Giove e perché no anche un pizzico di fortuna, magari delle situazioni che volgono a nostro favore e magari qualche incontro fortunato, perché no? La giornata comunque si apre con gli influssi lunari, la Luna che attraversa per prima la costellazione Cancro, dunque abbiamo un doppio influsso della Luna e la costellazione Cancro oggi è visitata ben 2 volte, dunque abbiamo molta mutevolezza in questa giornata, abbiamo dunque la possibilità di fluttuazioni intense e particolari soprattutto a carattere emotivo, perché la Luna influenza in modo molto diretto e molto importante il mondo delle emozioni, il mondo onirico, anche dell'aspetto inconscio della nostra personalità. Dunque non temete se noterete dei momenti di prostrazione o comunque profondi alti e bassi, dei momenti anche di romanticismo, ma anche di delusione, di amarezza, possibilmente che ci proviene da qualche membro della famiglia. Attenzione comunque nella giornata di oggi, non sperperate, non è la giornata giusta per fare investimenti a lungo termine, non è una giornata giusta per prendere decisioni importanti, piuttosto limitiamoci a cose di poco conto oppure non facciamo spese se non le abbiamo ben pianificate, perché è una giornata molto particolare questa, dove le forze in gioco, sebbene appunto Giove possa fare comunque da cuscinetto di protezione, potrebbe per alcuni nati che hanno magari valori di fuoco o valori di aria che sono un po' più manibucate, ingigantire un po' certi bisogni, certe necessità magari di spendere per colmare proprio un qualcosa di interiore, qualche spinta, qualche lacuna che pensiamo appunto di placare o dominare distraendoci con qualche spesa. Dunque non è la giornata migliore per cose serie, limitiamoci dunque a godere di questo giorno in modo un po', cioè o ci lasciamo travolgere dagli influssi emotivi, però cercando appunto di analizzarli, interiorizzarli in modo molto cosciente e partecipe, presente, oppure è possibile che se non attenzionati questi comportamenti possano sfociare in magari gesti poco responsabili o non previdenti per quello che riguarda appunto magari momenti in cui avremo bisogno di quei soldi che oggi, se non faremo attenzione, potremo spendere. È possibile che ci possa derivare qualche affanno di cuore, nel senso qualche piccola delusione magari nei confronti o da parte di qualcuno
e attenzione un pochino al fuoco, a non metterci in pericolo con magari qualche disattenzione. Io vi ringrazio per aver ascoltato gli influssi di questa giornata e mi raccomando, fatene tesoro, sappiate che comunque ciascuno di noi, in base ai valori astrali e agli elementi che predominano nel proprio quadrato di nascita, e cioè nei propri valori astrali che riceviamo al momento della nascita, potremmo sicuramente rispondere a questi influssi in modalità e modi e termini diversi, chiaramente, ma fermo restando che è una giornata appunto comunque di espansione, si voglia per la luna che cresce, sta avvicinandosi al pieno, si voglia per Giove che ingigantisce e può esasperare alcuni aspetti di questo giorno e dunque è bene sempre essere vigili e monitorare. Grazie allora per avermi ascoltato fino qui, mi raccomando iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto e veniteci a trovare sui gruppi Facebook e sul gruppo di Telegram, dei quali metto il link in descrizione a questo video. Grazie ancora e ci rivediamo alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!